2 agosto. Non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Genesi 2:5. Al posto giusto. La Bibbia dice: Dio, il Signore, non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. All'inizio della creazione, Dio fece salire un vapore dalla terra che bagnava tutta la superficie del suolo. Fino a quel momento non vi era stata alcuna pioggia dal cielo. Questo perché non c'era nessuno che facesse il lavoro di preparazione per coltivare il suolo. C'è una lezione spirituale qui. Ci sono cose che Dio ha pianificato di fare, che ha provveduto e desidera fare, ma non farà nulla di tutto questo fino a quando non sarai arrivata al punto in cui puoi ricevere ciò che Egli desidera darti. La benedizione è lì, al sicuro nella custodia di Dio, ma la benedizione non può giungere fino a quando il cuore non è nel posto che Dio reputa giusto per agire. In questo momento puoi gioire del vapore, ma sai che Dio ha di più per te. Cosa vuole che Egli che tu abbia? Non una nebbia, ma un'acquazzone. Lui è disposto e può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Efesini 3:20. Ma prima è necessario che tu sia arrivato al posto giusto.